è la sesta predazione che subiamo noi in 2 stagioni. Stagione 2018 5 predazioni, stagione 2019 questa è la prima, spero sia l'ultima, se no chi vuole i lupi, chi vuole continuare a prenderci per i fondelli in questa maniera venga qua lui, perché noi veramente questa è un'ipocrisia. C'è rabbia nelle parole di Matteo Dalla Palma, titolare dell'azienda agricola Sette Caliere al primo lotto Valmarone in comune di Enego. L'altra notte, lo ricorderete, il lupo ha spranato una delle sue manze e ieri sera sentite cosa è successo. Ieri sera sono stati qui i lupi da me in maglia, al primo lotto Valmarone, li abbiamo cacciati via, sono andati su nell'Isser dove c'è il forte. E anche pieno di turisti, adesso non so, hanno predato 2 manze, una l'hanno mangiata tutta e una l'hanno dal cugino questo sull'Isser? Sì, dal mio cugino Marco, Marco Dalla Palma, anche lì un disastro, tutta questa notte sono andati via da qua, non è che se risolviamo noi li cacciamo via, mi salvo io, ma l'altro li predano gli altri, capito? Avete sentito bene, il malghese è riuscito ad allontanare i lupi dalla sua terra e questi si sono avventati sul forte Lisser sbranando altri 2 capi e nonostante gli ultimi interventi della regione loro si sentono completamente abbandonati. Se non si prendono provvedimenti io non so neanche più cosa dire. Noi dobbiamo salvaguardare le nostre malghe, dobbiamo difenderci da questi predatori e dobbiamo riuscire anche a capire cosa hanno intenzione di fare, perché sennò è inutile. Voi come pensate di muovervi adesso come malghesi, come allevatori? Ma io ho quasi 180 capi nella malga tra quella comunale e quella privata. Io devo salvare i miei animali, portarli a casa per fine settembre. Dopo vedremo, intanto adesso ci organizzeremo a fare i turni di notti, le veglie. Stiamo vivendo male, questa delusione degli allevatori che ti mandano quelle manze in alpeggio in estate per migliorare anche la qualità dell'animale, per il benessere animale, per pulire i nostri pascoli, tutto un insieme di cose, sta andando tutto in malora. Sì, la montagna sta perdendo tantissimo. La montagna sta perdendo tantissimo, io ho 31 anni. Sono giovane, ho una moglie giovane che è la mia stessa età, abbiamo una bambina di 1 anno e mezzo, la mia bambina viene grande e quando dà il latte d'inverno alle sue vitelline nella stalla, poi se le vede sbranare in estate nella malga, dove dovrebbe essere il periodo più bello, che lascia ricordo nella vita da quando si è piccoli, diventi grandi. Invece qui in Italia abbiamo tutto il contrario di quella che è la regola della vita.